Serviva l'atteggiamento, quello che siamo entrati in campo. Serviva oggi quell'atteggiamento, la squadra devo fare i complimenti perché non è facile fuori casa, in un campo difficile contro una buonissima squadra, entrare con questa intensità mentale, con questo atteggiamento, con questa voglia e con questa aggressività, perché se vediamo la partita dei primi 15-20 minuti siamo stati, credo, siamo stati abbiamo nel campo benissimo, abbiamo sviluppato, credo, i migliori 20 minuti della stagione, poi siamo stati cinici a sbloccare la partita, a raddoppiare e a triplicare su palla inattiva, quindi credo che la squadra questa vittoria la voleva a tutti i costi, ci è riuscita e complimenti ai ragazzi. Un attacco che abbia lavorato in maniera perfetta oggi, sia in fase difensiva che in fase offensiva, poi magari sai, sviluppi delle situazioni di gioco dove magari porti al gol altre persone, ma credo che gli attaccanti hanno fatto insieme a tutti i ragazzi una grandissima partita. Un'altra battaglia, un'altra brutta gatta da pelare e ci faremo trovare pronti. Martedì inizieremo di nuovo come sempre iniziamo tutte le settimane con grande voglia e grande atteggiamento perché ripeto, il campionato non è finito, il campionato ancora è tutto da giocare, sono sei battaglie sportive, quindi l'obbligo è farci trovare pronti. Ricchiavella ha risentito un problema al polpaccio nella gara di domenica che è uscito prima e Concialdi comunque ha 2 settimane che anche lui ha un problema, però credo che già sono sulla via del recupero entrambi.